1960. L'editore Sugar pubblica Un secolo di terrore, che comprende 17 racconti del terrore classici, scelti e tradotti dal bravo Bruno Tasso, ristampato in seguito come Breviario del brivido. In copertina appare il quadro L'urlo di Munch. Nel 1962-63 l'editore Sansoni ha pubblicato in 8 numeri di terrore tutti questi racconti, con l'identica traduzione di Bruno Tasso. L'editore Sansoni ha cambiato i titoli dei racconti e li ha alternati con altri racconti di autori forse italiani sotto pseudonimo. Nel 1960 Einaudi pubblica Storie di fantasmi a cura di Fruttero e Lucentini. I testi da tradurre li ha presi nella biblioteca privata del conte Roberto Radicati di Marmorito, di Torino. Mio caro amico. Incontri con Satana della Sugar sono racconti tutti incentrati sul tema del diavolo. Nel 1965 Sugar pubblica Horror Primo, racconti dell'orrore di autori inglesi. Nella prefazione si annuncia un secondo volume con autori francesi che però non è mai uscito. Nel 1960 Feltrinelli pubblica I vampiri tra noi, racconti di vampirismo e altro, a cura di Ornella Volta, con la prefazione del regista Roger Vadim. Queste grosse e belle antologie, rilegate a filo, portano per la prima volta in Italia i classici racconti del terrore e ci fanno finalmente conoscere i loro autori: Le Fanu, Montagu e Rhoda James, Jacobs, Stoker, Perrone, Shelley, Lovecraft, Poe e molti altri. Nel 1962 Sugar pubblica romanzi e racconti neri. Fra gli autori Hoffman, De Sade, Lewis, Maturin. Nel 1965 esce dalla Sugar un grosso volume, Frankenstein e Company, una galleria di vampiri, mostri e altro in letteratura e cinema, illustrato a cura di Ornella Volta. Nel 1964 l'editore Leonardo da Vinci di Bari pubblica 20 racconti del mistero a cura di Giosuè Musca. Nel 1965 l'editore Leonardo da Vinci di Bari pubblica 5 romanzi brevi del mistero a cura di Giosuè Musca. Autori Blackwood, Le Fanu, Stevenson, Collins, Doyle. Nei magici e irripetibili anni 60 la Sugar editò una collana intitolata Olimpo Nero. Il marchio era un bambino nudo che ricorreva un uccello con sotto la scritta: libri della collana Olimpo Nero, Poe, in seguito ristampato, Charles Nodier, I demoni della notte, racconti strani e fantastici, L'Abisso, dove l'autore descrive una messa nera. La collana Il Pesanervi, circa 20 numeri, curati dalla nipote dell'editore Valentino Bompiani, contiene alcuni grandi capolavori: Meyrinck, Maturin con il Melmoth, un romanzo gotico eccezionale, Lewis, Il Monaco, Montagu e Rhoda James, Cuori strappati, Bierce, Racconti neri e Pericolo di vita, uno splendido romanzo surreale. L'autore ha scritto anche storia dell'occultismo e storia della letteratura erotica. Importante è Melmoth, l'ebreo errante di Maturin, un romanzo che io giudico il migliore gotico, superiore ai romanzi più famosi.
Nel secondo numero della collana Pesanervi appare Il Golem, il capolavoro di Gustav Meyrink, ma anche gli altri suoi libri sono capolavori. I 5 libri di Gustav Meyrink sono apparsi nella vecchia edizione Fratelli Bocca, ristampati per fortuna nel 1972 dall'editore Gattopardo, identici ai precedenti con la ottima traduzione di Giulio Evola, ristampati ancora nel 1979 dalla editrice Bussola, che è poi la stessa del Gattopardo, che ha cambiato nome, ristampati ancora nel 1983 da Basaia Editore, identici ai precedenti. Segue La Faccia Verde, il romanzo più esoterico, La Notte di Valpurga, Il Domenicano Bianco e per ultimo L'Angelo della Finestra Occidentale, bello ma troppo lungo. Dentro questi libri c'è un'atmosfera magica, stregonesca, che evoca stati d'animo ed emozioni al di fuori e al di sopra della piatta realtà quotidiana. Ci sono poi i racconti di Cera, corti, belli, ma alcuni sono rovinati nel finale per adattarli alla rivista satirica che li pubblicava. In altre collane la Sugar ha pubblicato Malpertius di Jean Rey, da cui è stato tratto un film, Lovecraft, Le montagne della follia, Lovecraft, La casa delle streghe, Lovecraft, opere complete, Anna Radcliffe, Il confessionale dei penitenti neri. Nel 1974 la Sugar, diventata Sugarco, pubblica i racconti della prima edizione con l'aggiunta dei racconti arabeschi. Questi contengono una continuazione, o meglio una seconda puntata del caso Valdemar, intitolato qui Rivelazione mesmerica. Altri libri di altri editori dal 1950 fino al 1990. 1955 esce il caustico Dizionario del diavolo di Ambrose Bierce. 1950 Saki, l'insopportabile Bushington. Questo è un romanzo normale, però dopo il libro contiene i racconti brevi, acidi, spiazzanti, con un humor maligno e spesso nero. Un altro autore che gli assomiglia è Roald Dahl, Kiss Kiss, del 1964. È una raccolta di racconti macabri con humor. Nel 1963 Baldini e Castoldi pubblica Jean Rey, 25 racconti neri e fantastici. 1972 Hans Heinz Evers, Il ragno e altri racconti del terrore. Sempre nel 72 esce Arthur Machen, La polvere mortale, editore Del Bosco. Poi Ambrose Bierce, Racconti neri e dell'irreale. Ancora Ambrose Bierce, Quella cosa infernale. Nel 1977 esce Lord Dunsany con il malinconico e suggestivo La maledizione della veggente. Ancora nel 1977 Lord Dunsany, La figlia del re degli elfi, romanzo fantasy. Nel 1978 esce Genius Loci di Clark Aston Smith e poi i successivi racconti in altri 3 libri. Nel 1979 esce il meraviglioso Fritz Leiber, Neri araldi della notte, racconti di orrore, macabro, mistero e altro ancora. Kubin con L'altra parte, racconto tetro e misterioso. Il grande William Hope Hodgson in Carnacy, Cacciatore di spettri. Ci sono 9 racconti di fantasmi e altre entità soprannaturali. Nel 1977 appare Quella strana ragazza che abita in fondo al viale. Originale, perverso, trasgressivo. Da questo romanzo è stato tratto
il film omonimo. Max Herrlich con La reincarnazione di Peter Proud, romanzo emozionante. Nel 1975 hanno tratto il bellissimo film Il misterioso caso di Peter Proud. Nel 1982 esce Antologia della letteratura fantastica. Contiene il racconto meraviglioso Punto morto di Barry Perovne. La Rai, negli anni 60, ha mandato in onda un telefilm tratto da questo racconto, però ha cambiato il finale, ma in meglio. Barry Perovne è un grande autore e un altro suo racconto eccezionale è presente in Un secolo di terrore della Sugar, Sapendo quello che so ora. Francis Marion Crawford è l'autore della bellissima ghost story La cuccetta superiore. Nel 1987 esce il suo romanzo La strega di Praga. L'editrice Atanor ha pubblicato nel 1989 una bella e importante biografia su Dracula e su Bram Stoker, Dracula e la leggenda. Nel 1985 e 93 viene pubblicata La dama del sudario di Bram Stoker. Nel 1994 Bram Stoker, La tana del verme bianco. Niente di eccezionale. Nel 1991 Storie di fantasmi di Mary Wilkins. Il racconto Il vento nel roseto è un capolavoro. Nel 1978 Fanucci pubblica Colui che ascoltava nel buio e nel 1986 Il vecchio delle visioni del grande Algernon Blackwood. Due raccolte di racconti poetici, suggestivi, esoterici. Nel 1986 Clark Astor Smith con La Venere di Azombay ci trasporta nei suoi mondi terribili e meravigliosi. Prima di finire, un'ultima carrellata sulle edizioni economiche Pocket, che sono diventate rare e preziose.